In un mondo in continua evoluzione, il ruolo del volontariato è sempre più centrale nel tessuto sociale, specialmente per le persone anziane e i fragili. In questo contesto, Anteas Veneto si distingue come una realtà solida e capillare, con 214 associazioni diffuse su tutto il territorio regionale, con i suoi oltre 25.000 soci, promuove l'invecchiamento attivo, dà supporto alle comunità locali ed esprime attraverso azioni concrete il valore della solidarietà intergenerazionale. Anteas è nata per merito della categoria dei pensionati FNP CISL del Veneto. Attraverso i coordinamenti provinciali, Anteas opera con progetti specifici, costituendo una rete di protezione indispensabile per chi rischia di rimanere ai margini della società. I coordinamenti provinciali supportano le varie realtà del territorio. Da quando hanno creato il registro nazionale delle associazioni, è diventato per molte associazioni che sono composte da persone anziane che non conoscono molto bene il computer, inviare bilanci su particolari programmi eccetera. Quindi in questo il coordinamento assiste moltissimo le nostre associazioni, che sono 45 nel territorio, più tutte le varie problematiche che ci sono. Questo è il compito del coordinamento Anteas di Padova. Grazie all'impegno di migliaia di volontari, ogni realtà porta avanti attività personalizzate, dal trasporto sociale al sostegno alle famiglie, dai progetti di cittadinanza attiva all'assistenza e supporto agli anziani, creando opportunità di inclusione. Tra le numerose realtà degna di nota è l'Anteas di Selvazzano, attiva dal 1999. Per 20 anni sempre un crescendo di iniziative, cito per esempio l'istituzione del trasporto sociale. Non è un lavoro da poco coordinare 5 mezzi e 40 volontari tutti quanti i giorni che vanno a fare servizi nei punti ospedalieri, visite specialistiche, bisogni familiari. Un servizio in convenzione con il comune di Selvazzano. A questa realtà collabora con numerose altre associazioni, portando avanti diversi progetti. Uno di questi è Generazioni Armoniche con l'Auditorium Chamber Orchestra, che mette la musica al centro di un dialogo intergenerazionale. Qui nei momenti di prove dell'orchestra si incontrano due generazioni, i ragazzi e gli adolescenti e gli anziani, che generalmente non riuscirebbero ad incontrarsi se non in ambito familiare. Quindi si creano momenti di incontro, di scambio. Una realtà importante, quella di Anteas, che funziona grazie all'impegno dei numerosi soci. Le associazioni vivono delle tessere dei soci e questo a volte non è sufficiente per realizzare tutte le attività che facciamo, per cui saremo disponibili a chiedere alla cittadinanza di partecipare alle nostre difficoltà versando il 5 per 1000.